La bomba alla sede della Lega di Villorba dell'agosto scorso, arrestato dalla polizia un 42enne spagnolo anarchico, in manette anche un complice che lo ha tenuto nascosto a Brescia, ma per gli inquirenti quella notte l'uomo non era solo. Ondata del carroccio europee anche in importanti piazze al voto come Vittorio Veneto Bassano del Grappa, dove la Lega batte il centro-sinistra. Nell'unico capoluogo di provincia al voto sarà il ballottaggio a decidere chi guiderà Rovigo tra Gambardella e Gaffeo. 88 voti hanno separato il centrodestra di Davide Bortolato dalla vittoria a Mogliano. Sarà ballottaggio con la sindaca uscente Carola Arena. Autoconto tir pauroso schianto stamane lungo la Marosticana a Sandrigo, vittima una donna di 68 anni. Arrestato uno spacciatore dell'Arcella a Padova, lui ha appena 16 anni, per evitare i controlli ha colpito anche la compagna incinta. Anche la Regione Veneto, al tavolo nazionale convocato in emergenza dal Ministero per lo Sviluppo Economico per affrontare l'avvertenza del Mercatone 1, 150 dipendenti a rischio in Veneto. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, il blitz della polizia, della Digos, della Procura Antiterrorismo con l'arresto del 42enne, uno spagnolo, a Brescia, risultato essere uno dei componenti della banda che nell'agosto scorso, lo ricorderete, piazzò un ordigno che esplose fortunatamente però senza conseguenze per le persone alla sede storica della Lega della Marca, il K3 di Villorba, una indagine dunque durata molto ma certosina per arrivare a bloccare uno dei componenti, diciamo uno perché la stessa procura ha detto che quella notte evidentemente l'uomo non era solo. Allora, da poco si è conclusa in procura a Venezia la conferenza stampa degli inquirenti, l'ha seguita per noi Ilaria Marchiori. Ilaria, allora, dacci tutti i dettagli. Sì, buongiorno da Venezia, dove si è da poco conclusa la conferenza stampa in procura per parlare della complessa articolata indagine che è stata diretta proprio dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia nell'operazione della Polizia di Stato, che ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di un quarantenne di origine spagnola di nome Sorroquet Fernandez, ritenuto indiziato di essere uno di coloro che hanno posizionato la bomba presso la sede della Lega a Treviso lo scorso agosto. Il provvedimento della Procura Distrettuale è stato convalidato dal GIP di Brescia, dove è stato eseguito il fermo. Il quarantenne infatti si trovava proprio lì. Le indagini sono state eseguite dalle Digos di Treviso e Venezia con stretta sinergia, e il procuratore ha voluto evidenziare il fatto di questa importante e fondamentale collaborazione anche con la polizia spagnola, che ha potuto aiutare con pedinamenti vari in Spagna chi stava indagando a trovare questo responsabile. Tra l'altro insieme a lui è stato fermato un'altra persona, è stata fermata un'altra persona per favoreggiamento, che è stata presa proprio sul luogo dove era venuto il fermo, quindi a Brescia. Questa persona lo aiutava nella latitanza. C'è da sottolineare il fatto che il quarantenne spagnolo era già stato arrestato comunque in precedenza, perché ritenuto responsabile insieme ad un gruppo di altri anarchici del furto della piazzola olimpica avvenuto a Torino, ma anche di reati avvenuti sempre appunto a Torino contro la TAV. Le accuse sono di terrorismo e attentato alla sicurezza dello Stato. Sul luogo sono state trovate alcune tracce di DNA compatibili con quelle di questo quarantenne spagnolo, dunque una prova scientifica che ora però dovrà essere comunque esaminata. Non è stato insomma detto di quali tracce si trattasse, potrebbe essere anche del sudore. Per ora da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, mi date anche le reazioni. Ancora una volta la Procura Antimafia di Venezia e la Polizia di Stato hanno dimostrato un'elevata professionalità, tempestività e capacità di intervento. L'arresto di un indiziato
per la bomba posta alla sede della Lega di Villorba è un risultato di non poco conto che conferma le doti degli inquirenti e delle forze dell'ordine. A parlare in una nota è Roberto Ciambetti, che non è solo il Presidente del Consiglio regionale ma è anche il commissario straordinario della Lega Nord per la provincia trevigiana. E continua: da questa operazione giunge un segnale importante: chiunque pensasse di usare la violenza politica è avvisato. Nelle ultime settimane c'è stata un'escalation incredibile, continua Ciambetti, di insulti e accuse pretestuose contro il movimento leghista, con un inaccettabile clima di violenza in crescita, humus ideale per esagitati e facinorosi che cercano ogni motivazione, anche ideologicamente labile, per dar sfogo al loro rancore e odio. Adesso la politica, quella vera, quella non fatta di minacce e purtroppo anche attentati. Torniamo a parlare allora dell'esito del voto del 26 maggio, ripartendo dai comuni e quindi dalle elezioni amministrative con i dati definitivi di alcuni dei comuni più attesi, soprattutto il capoluogo, l'unico capoluogo al voto di provincia, ovvero Rovigo, dove, come già avevamo anticipato ieri, ma adesso abbiamo il dato definitivo, per avere il nome del sindaco, un nuovo sindaco di Rovigo, dopo la caduta dell'amministrazione a un mese dalla fine del mandato di Massimo Bergamin, del leghista Massimo Bergamin. Ebbene, ci sarà il ballottaggio, 38,2% Monica Gambardella, il centrodestra, e Edoardo Gaffeo del centro-sinistra al 25,4%. Tra questi due resta fuori dalla corsa a due evidentemente la terza incomoda Silvia Menon con il 23%. Quindi si tratterà di arrivare al ballottaggio per definire il nuovo sindaco dell'unico capoluogo di provincia al voto. Invece non c'è stato bisogno del ballottaggio a Bassano del Grappa, altro comune molto atteso, dove dovremo vedere eccolo qua la schermata. C'è stata la vittoria nettissima di Elena Pavan con il 61,4%, quindi il centro-destra, che strappa dunque il comune al centro-sinistra. Era retto da Riccardo Poletto, che poi non si è ricandidato, lasciando quindi le redini a Angelo Vernillo, centro-sinistra, che però si è fermato al 33,9%. Dunque la vittoria di Elena Pavan, che proprio questa mattina a Bassano è stata proclamata ufficialmente sindaco. Allora vediamo un brevissimo video della proclamazione di questa mattina. Grazie ancora. Grazie. Elena, guardi qua per favore. Grazie, un secondo. Grazie mille. Perfetto. Prima per affrontare, diciamo, quale elezione. Girare le spalle, insomma. Mamma mia, ragazzi. L'emozione del neo sindaco Elena Pavan all'immagine della proclamazione. Un altro comune dove il centrodestra strappa la guida dell'amministrazione al centro-sinistra è Vittorio Veneto, il centrodestra che ritorna a guidare Vittorio Veneto, la festa e anche le prime indicazioni del neo sindaco Miatto. I brindisi e i cori in piazza. A Vittorio Veneto un successo di queste proporzioni al primo turno non se l'aspettava nemmeno la Lega, quasi colta alla sprovvista da quel 56,37% che ha più che doppiato il risultato del centro-sinistra. Una vittoria chiara già poco prima delle 18, quando a 28 sezioni scrutinate su 33 si è avuta la certezza matematica. Tony Miatto è il nuovo sindaco e nella sede del Carroccio scatta l'applauso. E dopo la festa, i selfie e notte fonda, quando Miatto comincia a pensare a cosa lo attende nella sua prima giornata da sindaco. C'è già un problema col palazzetto dello sport, che è stato occupato contemporaneamente da più squadre con manifestazioni importanti che vanno a coincidere. Domani mattina avrò già quindi il primo problema da risolvere. E poi c'è da pensare alla squadra di governo della città. È importantissimo pensare alla squadra, cosa che ho già fatto. Mi manca
manca solo il chiedere la disponibilità delle persone che ho pensato che dovranno aiutarmi come assessori o anche come consiglieri delegati, perché appunto la nostra città rasenta i 30.000 ma è sotto i 30.000, quindi dovrò accontentarmi di 5 assessori. Assessori che verranno affiancati nella squadra che Niato ha in mente dal team di giovani che lo ha sostenuto nella campagna elettorale. Formeranno delle squadre a supporto degli assessori. Questo mi concederà di poter alleggerire i pochi assessori di tutti i compiti che li graveranno in questa amministrazione, in questa tornata amministrativa, e nello stesso tempo avrei modo di preparare i giovani a un'esperienza quinquennale dove conosceranno le modalità amministrative e ci concederanno fra 5 anni di poter passare il testimone a giovani preparati. Sempre nella Marca, a Preganzioli invece il sindaco uscente di centrosinistra Paolo Galeano resiste all'assalto del centrodestra e si riconferma. Galeano. Silenzio. Alza. 391 Galeano. 391. 319 Salvato. È finita così oggi pomeriggio a Preganzioli. Paolo Galeano si riconferma sindaco e lo fa già al primo turno, battendo la candidata del centrodestra Valeria Salvati. Staccato di misura il candidato della civica Preganziol Viva, Cristian Badin, che comunque guardava al centrodestra. Questi comunque i numeri per le 15 sezioni di Preganziol. Paolo Galeano si attesta al 52%, staccando Valeria Salvati che raccoglie il 44% delle preferenze. A Badin il restante dei voti. Soddisfazione da parte del sindaco riconfermato, che spiega così la sua affermazione al primo turno. 5 anni di lavoro a servizio della nostra comunità. Sconfitta che brucia in casa Lega, dove si sperava che il traino nazionale di Salvini e soprattutto quello regionale di Zaia riportassero, dopo l'era Marton, chiusa nel 2014, la Lega alla guida di uno dei comuni più importanti della fascia attorno a Treviso. La differenza, secondo il sindaco Galeano, l'ha fatta la concretezza che continuerà anche per i prossimi 5 anni. Dalla responsabilità che ci danno i cittadini con questo risultato strepitoso a seguito delle elezioni europee che ci avevano dato questo esito ovviamente poco confortante. Un'altra conferma ancora della Marca, ma questa volta una conferma di centrodestra. Siamo a Paese. Cati Uberti ha atteso fino all'ultimo seggio, poi voti alla mano ha raggiunto la sua squadra nella sala consigliare del comune. Il primo ad abbracciare il neosindaco è stato Francesco Pietrobonne, primo cittadino uscente. La grande festa è iniziata. È una gioia immensa, abbiamo fatto bene, ereditiamo un grande lavoro del sindaco Pietrobon, una bellissima squadra, un programma concreto dove abbiamo indicato cose fattibili, non tanto promesse elettorali, quindi l'apprezzamento dei cittadini c'è stato, hanno compreso e ci hanno dato fiducia subito. Quindi... Ve l'aspettavate al primo turno? Le sensazioni erano buone perché stando in mezzo alla gente, al mercato, ai gazebi, agli incontri, la sensazione era questa, quindi eravamo fiduciosi, sì. Ancora non sono ufficiali le percentuali, Cati Uberti ha vinto con il 51% circa, manca all'appello una sezione che alle 18:30 ancora non aveva i dati ufficiali, ma la vittoria è ormai certa, sono stati attimi di tensione e poi l'urlo liberatorio. Martino De Marchi, sorretto da 3 liste civiche, ha tenuto testa al centrodestra, ma poi il divario è stato palese, nulla da fare per PD e liste civiche con Rosella Lorenzetto. Ora Paese è festa grande, da dopodomani si parte, dice la Uberti. Ci sono tante cose in sospeso, dobbiamo terminare un po' i lavori nella piazza e riprendere in mano quella che è l'ordinaria amministrazione. E poi la manciata di voti che ha separato a Mogliano il candidato del centrodestra Davide Bortolato dalla vittoria, quindi sarà ballottaggio, l'unico comune della Marca che va al ballottaggio, Mogliano. Al ballottaggio per 88 voti, a Mogliano Veneto, unico comune della Marca, conteggia scheda su scheda fino a sera, ma il verdetto non cambia. I cittadini dovranno tornare alle urne tra 15 giorni per scegliere il sindaco tra Davide Bortolato, candidato del centrodestra, fermatosi al 49,42% dei consensi, e l'uscente Carola Arena, rappresentante del centrosinistra, che si è assestata al 44,18%. Sì, è stato un bel risultato, una voglia di cambiamento dei moglianesi
purtroppo per una manciata di voti non siamo passati al primo turno. Dispiace che si vada al ballottaggio e dispiace far spendere altri soldi ai cittadini. Non mi aspettavo nulla, o meglio, ero consapevole che andando insieme alle europee sicuramente le variabili in campo erano molte e quindi era difficile fare un pronostico, sinceramente. Per Bortolato il ballottaggio non è che tempo perso, per Arena tra 15 giorni si giocherà tutta un'altra partita. Si riparte da zero, questo l'ho imparato perché anche l'altra volta insomma ho affrontato un ballottaggio, quindi questi ultimi 15 giorni vanno assolutamente spesi per riprendere il nostro lavoro, che di fatto non è mai cessato, e per parlare con i cittadini di Mogliano delle proposte che abbiamo per Mogliano. L'ago della bilancia è ora il Movimento 5 Stelle. La candidata Roberta Longhin ha raccolto 1 migliaio di voti, il 6,59%. Ci sarà inoltre da capire perché tante schede bianche o nulle e convincere chi domenica alle urne non c'è proprio andato. La nostra forza è il programma, c'è stata questa coalizione forte che si è unita attorno a un programma e siamo sicuri che si farà bene anche fra 15 giorni. Lavoreremo sul programma come abbiamo fatto fino a qui, manterremo una campagna alta senza colpi bassi e convinceremo soprattutto tanti che non sono andati a votare. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali dalle elezioni comunali alle elezioni europee. Torniamo ad analizzare un po' il voto, il trionfo della Lega in Veneto. La provincia più leghista si conferma la Marca. Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Lega, già sindaco di Vittorio Veneto, è l'unico trevigiano eletto in questa tornata all'Europarlamento. Brinda la vittoria in un'osteria del centro con alcuni dei suoi collaboratori più stretti. La Lega non è mai stata così forte in Italia, ma anche in Veneto. Entra come terzo della sua lista Tony Darè con 43.397 preferenze. È un numero importante perché è stato fatto in soli 19 giorni di campagna elettorale, perché ricordo che da segretario prima ho sistemato tutti i comuni che andavano al voto, poi mi sono messo e buttato su questa campagna elettorale, ma se sono arrivati questi numeri sono grazie alla squadra che mi ha sostenuto. L'unico rammarico è che tanti voti persi per la doppia preferenza Salvini-Darè, però era nel preventivo, però questo risultato mi soddisfa e come. Lega che per la prima volta è primo partito a Treviso città, oltre il 39% contro il 30% del Partito Democratico. Gongola il sindaco Mario Conte. Un trionfo, la Lega è arrivata al 39%, segno evidente che è un partito vivo e credo che anche l'amministrazione stia facendo un gran bel lavoro, un risultato che non si vedeva da tanto tempo e quindi grande soddisfazione. Ci tengo a sottolineare ovviamente che siamo la città capoluogo con la maggiore percentuale in Veneto e anche in Italia, tra le più alte. Credo che Treviso sia sempre stata un riferimento importante per la Lega e continua ad esserlo in modo sempre più forte. Numeri che conferiscono anche una grossa responsabilità al Carroccio. Darè, destinato a lasciare la segreteria veneta del partito, ne è consapevole. Adesso bisogna attuare le promesse, passare dalla parola ai fatti, ma credo che con Matteo Salvini si possono fare tante belle cose e soprattutto cercare di cambiare questa Europa che ha, diciamo, soffocato le nostre imprese e non solo. Eletto Gian Antonio Darè, eletta per il Partito Democratico anche Alessandra Moretti. Alessandra Moretti, partiamo da questo numero, 51.043. Sono le preferenze che lei ha raccolto in questa campagna elettorale per le europee, un numero importante, un numero su cui lei ha scommesso, ma dica la verità adesso, a bocce ferme, ci sperava? Beh, ci ho lavorato molto e quindi logico che quando affronti una campagna così difficile, ne sei consapevole, ci metti tutto l'impegno possibile. C'è una differenza tra i voti che ha raccolto in Veneto e quelli nella circoscrizione nord-est. In Veneto variati sopravanza, nella circoscrizione nord-est lei dà la stoccata finale e riesce a essere eletta. Come legge questi due numeri?
Beh, sicuramente in Veneto ho preso parecchi voti, penso più di 35.000, però non bastano i voti del Veneto perché la circoscrizione è molto ampia, è composta da altre 3 regioni molto grandi, tra cui l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Io ho preso un voto diffuso, poi sicuramente la soddisfazione è doppia perché Achille Variati era posizionato quarto in lista e quindi io invece ero 11ª, quindi in una posizione nettamente svantaggiata, e in più insomma lui si era addirittura dichiarato il capolista del Veneto, quindi partiva anche da una autodefinizione molto, molto forte. Se dovesse scommettere dove posizionerebbe la sua affiche, il governo continua o il matrimonio tra Lega e 5 Stelle si spacca, si rompe? Guardi, l'anno prossimo ci sono da nominare degli importanti presidenti di consigli di amministrazione di aziende partecipate dallo Stato. Io credo che sia Salvini che Di Maio vorranno essere loro a decidere chi ricoprirà certi ruoli e quindi per le poltrone ovviamente staranno molto attaccati a lei loro. La cronaca adesso con una tragedia di questa mattina, un incidente stradale lungo la provinciale Marosticana nel comune di Sandrigo, siamo in provincia di Vicenza, una donna di 68 anni, residente nel nuovo comune di Valbrenta, è morta nello schianto della sua auto, una Fiat Cubo che si è scontrata frontalmente con un auto articolato e per la conducente purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ancora la cronaca, l'arresto all'Arcella di uno spacciatore a appena 16 anni e tra i reati ha anche picchiato la compagna già incinta. Parcheggio di Galleria San Carlo, quartiere Arcella, Padova. La polizia sta facendo un controllo. Chiede i documenti a 2 giovani, lui ha 16 anni, è nordafricano, lei ne ha 20 ed è incinta. Il controllo dà fastidio e a quel punto si scatena un parapiglia. Il ragazzo reagisce, calcia e pugni ai poliziotti, interviene un'altra pattuglia. I 2 vengono fermati e portati in questura. Lì gli agenti fanno la scoperta. La sera prima la ragazza, una ventenne napoletana, era finita in ospedale a Mestre dove il 16enne l'aveva massacrata di botte. Per il giovane, che addosso aveva cocaina e hashish, è scattato l'arresto. In chiusura il lavoro, anche la Regione Veneto ha partecipato infatti con la propria unità di crisi al tavolo nazionale convocato in emergenza al Ministero per lo Sviluppo Economico per affrontare l'avvertenza dei 1800 dipendenti del Mercatone 1, la catena di grande distribuzione dichiarata fallita dal Tribunale di Milano e che da sabato ha chiuso tutti i 55 punti vendita. Il marchio Mercatone 1 in Veneto conta circa 150 dipendenti nei punti vendita di Legnago, 90 Padovana, Carré e Occhiobello. Dicevamo il fallimento dichiarato venerdì scorso, l'obiettivo del tavolo è quello di mettere in sicurezza i dipendenti ovviamente del marchio con misure di sostegno al reddito a seguito dell'eventuale ritorno del compendio all'amministrazione straordinaria. Staremo a vedere come prosegue questa importante vertenza. Siamo in chiusura, allora vi ricordo ore 13 fra pochissimo per parlare di sanità, donne e salute, il tema di oggi, e poi questa sera 20:10 torneremo ad analizzare il voto sia per le europee che per le amministrative con il politologo Paolo Feltrin. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione atlantica non molla la presa, ecco che martedì 28 maggio sarà ancora il brutto tempo a dominare sulle nostre regioni. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo perturbato con temporali diffusi dappertutto. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche particolarmente intensi, specie in nottata, e non si escludono anche locali nubifragi. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra 19 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata sarà anche qui all'insegna di precipitazioni temporalesche anche forti, anche in questo caso specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 20 gradi. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti avremo condizioni di maltempo intenso con piogge diffuse un po' su tutti i settori come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime sui 13 gradi, massime che si attesteranno invece sui 21 gradi circa.
Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.